Qui siamo con Ciro Mascolo. Ciro Mascolo, erede di una lunga tradizione di produttore di eccellenza napoletana. Infatti nel suo laboratorio oggi siamo qui per vedere le cose di Napoli che contano e nel caso specifico siamo vicino al taralluccio napoletano. Zogna e Peva. Zogna e Peva. Zogna e Peva. Ma vedi Ciro, noi di là abbiamo visto, mi era parso di vederlo un po' più sottile questo taralluccio dall'altra parte, ora lo vedo un po' più cresciuto, perché? Perché questo taralluccio, come viene trafilato, intorcigliato, viene subito messo nella lievitazione. Una volta che viene nella lievitazione, viene messo nella lievitazione, poi viene infornato. Quando il taralluccio è cresciuto, bello, soffice, viene infornato. Quindi, ma siccome noi abbiamo descritto che questo taralluccio discendeva dai residui del pane, cosa è rimasto di questa tradizione? È sempre dai residui del pane o è un impasto più specifico? No, adesso è un impasto più specifico, viene fatto con prodotti selezionati uno per uno e quindi è un prodotto eccellente. Non è un prodotto di residuo e residuato, è un prodotto fatto proprio ad hoc. Quindi tu mi dici che le farine che si utilizzano sono delle farine di qualità maggiore a quello del pane, per quale motivo? Per quale motivo debba essere una farina diversa? Deve essere una farina migliore perché comunque deve aiutare la digestione del tarallo, deve aiutare la lievitazione e quindi non ti deve diciamo rimanere sullo stomaco. Ho capito. Quindi lui vuol dire questo, che mentre una volta, siccome si mangiava poco e quindi si poteva anche sopportare il tarallo che fosse un po' più pesante, anzi doveva essere più pesante perché doveva dare energia. Oggi che l'energia non ce n'è più tanto bisogno in quanto vengono diversificate nell'ambito della moderna alimentazione, si debba fare con queste farine migliori perché debba avere queste caratteristiche di digeribilità. È così, Ciro? È giusto, perfetto. Quindi ora qual è la prossima mossa per far sì che questo poi diventi? Adesso è pronto per infornarlo. Ma infornarlo significa biscottarlo? No, prima viene cotto a 200 gradi e poi in effetti dopo 20 minuti viene tolto dal forno e viene passato in un altro forno per biscottarlo, essiccarlo, togliere tutta l'umidità. Quindi quando si dice biscottarlo è perché si cuoce 2 volte lentamente e si deve cuocere lentamente. Come vedete ancora una volta esiste questo lentamente, quindi le cose che abbiamo visto in tutto il giro delle eccellenze hanno sempre e solo questa caratteristica, lentamente. Vogliamo andare a infornarlo? Come no, andiamo. E dopo 20 minuti a 200 gradi abbiamo chiuso la prima fase, quella della cottura. Dico Giusto, bene? sì. Abbiamo cotto questo tarallo a 200 gradi circa per 20 minuti, sempre lentamente. Ma poi ho visto una cosa, Ciro, che nel forno girava tutto intorno, c'era una forma di girotondo, perché? È perché in effetti dal primo tarallo all'ultimo tarallo sotto e al centro della teglia sono cotti tutti quanti uniformemente. Come potete vedere hanno tutti quanti lo stesso colore, quindi sono cotti tutti quanti lo stesso modo. Non ci sta quello che è più cotto o meno cotto. Quindi non sentiremo né il bruciacchiato su taluni e né il non cotto su altri. Giusto, sono tutti quanti perfetti. Ora li abbiamo tolti e li mettiamo dove li mettiamo? In quest'altro forno per biscottarli, vuol dire essiccarli, togliere l'umidità, che rende il tarallo friabile e gustoso al palato. Ah,
quindi questo qui serve per dare il maggior gusto a già una cosa gustosa, insomma. Sicuramente, Ecco. sicuramente. Ci vuoi far vedere com'è? Come no? Alla fine del Settecento, nella Napoli che non era quella di oggi dei consumi spindi, ma che c'era una miseria che spaventava, che faceva sì che si dovessero utilizzare tutto ciò che era utilizzabile, per cui con gli sfridi della pasta del pane si sono inventati il tarallo, il quale tarallo si vuole che l'origine della parola venga dal latino. Quindi il tarallo è nato dagli sfridi della pasta del pane che si arrotolava, però per dargli sostanza, in quanto non c'era la possibilità di mangiare il secondo o contorni come si fa oggi, si emisero un po' di ingredienti come praticamente per dargli sostanza gli hanno messo la sugna e il pepe, e poi per dargli un pizzico di sapore diverso si è messo la mandorla. E una volta era il pranzo ricco dei poveri, oggi è diventato invece un accessorio ricco, come tutte le cose di Napoli che si sono trasformate e sono diventate sapori eccezionali napoletani. Quindi il famoso tarallo, il quale tarallo nel momento in cui veniva servito a tavola procurava il piacere di un cibo diverso, e quindi nel tempo a Napoli è rimasto fedele uno slogan: quando una cosa finisce bene si dice è fornuta a taralluccia e vino.